pensiamo noi e verso un altro inverno insieme. E questo è un altro inverno di follia. Il cammino è noi, più complici sei. Buonasera, buonasera. Buonasera cari telespettatori e telespettatrici, una serata speciale che è dedicata a un evento importante, una ricorrenza importante, Santa Caterina. Siamo proprio alla vigilia, proprio in queste ore le bancarelle di Piazza Primo Maggio stanno salutando, perché questo è l'ultimo giorno. Domani è l'ultimo giorno, abbiamo il rappresentante degli ambulanti, poi vedremo un po' com'è andata questa 3 giorni al centro di Udine. Però sapete che il momento internazionale è piuttosto difficile, la tensione e la paura purtroppo serpeggiano e non mancano gli atti terroristici. Abbiamo un'ultima ora e ci rivolgiamo anche alle persone, ai friulani che sono all'estero, che ci stanno seguendo attraverso lo streaming. Abbiamo purtroppo 12 persone morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'esplosione che ha colpito un autobus della Guardia Presidenziale a Tunisi. Secondo quanto riferisce l'agenzia France Press, che cita un funzionario del Ministero dell'Interno, ci sarebbero almeno una decina di morti, alcuni ci sono anche dei feriti gravi. Altre agenzie danno un bilancio leggermente diverso, parlando di 11 vittime e un numero non precisato di feriti. E tra l'altro c'è stato un altro episodio che dalle ultime non sarebbe collegato a un episodio di stampo terroristico al confine fra Francia e Belgio. Belgio sapete che ancora sino a domani avrà il massimo dell'allerta, visto che si ipotizza che ci sia proprio lì il covo dei terroristi che ha agito a Parigi il venerdì 13 di novembre. In questo caso c'è stato un assalto in una banca, sembrava un attentato, sono state usate armi pesanti, sono stati feriti dei poliziotti proprio in un istituto bancario, sequestrata una famiglia, ma in questo caso non possiamo parlare di atto terroristico, ma di un grave episodio di cronaca riconducibile a una rapina a mano armata. Quindi noi cerchiamo di aggiornarvi anche sugli episodi lontani dal Friuli, che però coinvolgono coloro che sono lontani dal Friuli per motivi di lavoro o di studio. Quindi se c'è qualcuno, è già successo, che ha delle notizie in merito, ci contatti pure attraverso i numeri che abbiamo in sovraimpressione. Avete visto in questi giorni che stanno andando dei promo di un'amica di Telefriuli, Laura Bassi, che sarà la testimonial di quello che accadrà il 15 di dicembre in questi studi. Ci sarà uno scrigno solidale, uno scrigno speciale, un galà della solidarietà proprio a sostegno di questa giovane che presiede una fondazione che si occupa di reperire fondi per chi non può permettersi delle protesi appunto utili, anzi indispensabili dopo malattie o incidenti stradali. Chiedo alla regia, se è pronto, di Pierangelo Buttazzoni, di mandare questi 30 secondi di promo. Grazie. Buonasera, sono Laura Bassi, presidente dell'Associazione Achilles International Italia. Volevo invitarvi alla serata del 15 dicembre con lo Scrigno, serata all'insegna della solidarietà e del divertimento. Ci saranno diversi gruppi musicali che suoneranno e potrete sostenere la causa della mia associazione nell'acquisto di protesi per persone che non possono permetterselo. Mi raccomando, vi aspetto martedì 15 dicembre alle ore 20 con una puntata speciale dello Scrigno. Non occorre aggiungere altro, avete visto che ci sono i dati identificativi. Se volete cominciate già a fare qualche piccolo bonifico, così Laura potrà sorridere ancora di più, come lei, tanti altri che hanno avuto questo grave problema. Quindi vi ricordo, 15 di dicembre ci sarà una lunga diretta, partiremo addirittura alle 20 sino alle 23. E approfitto dell'occasione per lanciare un altro prodotto di Telefriuli. Inizieremo la prossima settimana con FAC. Inizieremo appunto a intervistare in diretta, ci saranno dei faccia a faccia con dei politici. Lanceremo la prima, sarà con il sindaco di Udine Onsel dalle ore 21 della prossima settimana. Abbiamo già la sigla pronta, prego dalla regia.
Questa è FAC, quindi questa sarà la trasmissione, una nuova produzione che vuole rappresentare le domande più comuni ai nostri politici, a quelli che ci governano. E quindi comincerò io mercoledì prossimo, ma ovviamente il centralino e la possibilità di intervenire in diretta sarà sicuramente a vostra disposizione, quindi fatevi sentire già da mercoledì prossimo. Parliamo di Santa Caterina, un argomento sicuramente più leggero. Baldo, giusto un accenno, tu e la tua rubrica, quindi il tuo spazio. Giusto un accenno. Cosa mi ricordo io di Santa Caterina? Guarda là però. 3 cose sensazionali, c'erano fra tutte le baracche, c'era la donna cannone, la donna ragno e la donna sirena. Tutte robe falsificate, ma da ragazzi eravamo incantati a Senta guardare. Baldo, siamo in fascia protetta. Falsificate in che senso? Perché erano protesi di plastica, erano... Cioè, lei vuol dire che venivano esaltate delle forme... No, la donna cannone no. La donna cannone era veramente una che aveva Sì, perché se la sta un bel volume. Un bel volume. E quindi Sì, pesava un paio di quintali, penso. Giustamente Baldo dice, se c'è la donna canone che mi ascolta, mi arriva, mi tira in 4 Si arriva una mazzata e... Sì. Ecco, Benissimo. questo mi ricordo. Poi... Franz, oggi penultima giornata del mercato di Santa Caterina, come è andata? Tiriamo la linea. È stata un po' duretta anche per le condizioni meteo che all'inizio ci hanno chiaramente massacrato, si può dire, la manifestazione, cioè mi riferisco a sabato e siamo partiti male in questo senso. Domenica è stata una bella giornata che ha concesso un po' di respiro, un po' di risultato anche agli operatori sotto il profilo commerciale. Questi 2 giorni infrasettimanali, mi riferisco a oggi e ieri, quindi lunedì e martedì, sono stati diciamo un po' lunghi, un po' per l'improvviso freddo che è venuto così a cambiare le condizioni meteo e un po' perché chiaramente l'afflusso in città è limitato, essendo giorni feriali. Speriamo domani che, essendo il giorno della ricorrenza del santo, magari si riscopra un po' la tradizione, l'origine della manifestazione e che ci sia un maggior afflusso di persone. Senti, ecco, quindi comunque sono le immagini che ha girato Piero Govoni proprio oggi. Senti, qual è il dolce che va per la maggiore? Così alleggeriamo un po', visto che siamo partiti con questo Santa Caterina, il dolce che va per la maggiore, se ci riferiamo a prodotti che troviamo tutto l'anno, continuano a essere sempre i pralinati come le mandorle, le nocciole, gli arachidi. Chiaramente gli acquisti si spostano molto sul torrone, visto che ci stiamo indirizzando verso il Natale, per cui un dolce che rappresenta il Natale. Una particolarità negli acquisti del torrone a Udine rispetto ad altre piazze va molto il morettino, che sarebbe il salame di torrone, quello con l'interno di cioccolato, ricoperto con l'esterno di cioccolato. Sicuramente, se dobbiamo registrare un prodotto che raggiunge picchi di vendita a livello di torroni, è il cosiddetto morettino. Professore, che ricordi ha? Buonasera e bentornato. Beh, ricordi personali, uno solo che è stato un po' ridicolo, diciamo, 18-19 anni, senza patente, senza macchina. Ci carica un amico con 2 o 3 ragazzi e ragazze, arriviamo a Udine, faceva un freddo cane quella volta, mettiamo la macchina nel posto migliore, diciamo vicino a poco dove è San Valentino adesso, ecco, e facciamo il giro. Primo stand che becchiamo, quello che sparando scatta la fotografia se becchi il bersaglio, il solito, primo colpo beccato, 3 facce stralunate che guardavano da quella parte là. Ci regalano la cartolina, contenti, andiamo alla macchina, 1.000 lire di multa, sosta vietata. Se non abbiamo ammortizzato la... Quella è l'esperienza mia personale. Torneremo da lei perché iniziamo con la musica e i Galao. Volando, volando nel cielo de nubes, tu nombre
Il Galao. Allora, prima della pubblicità... Allora, Mario Nosao mi chiede di fare gli auguri a sua moglie Caterina, quindi è un nome a tema, Lidia Burelli, che domani compie 57 anni. Facciamo un applauso alla moglie di Mario Nosao. Come sapete, questa vuole essere una trasmissione di notizie positive, di momenti felici che noi ben volentieri cavalchiamo. E allora chiedo alla colei che questa sera è la protagonista del quiz, signorina, si faccia avanti, venga qui. Come ben sapete, il buon Mariolino Snidaro si è inventato questa cosa. Dovete dirci quanto è alta, lei come si chiama? Greta Tempo. Greta Tempo. E di dov'è? Lei deve guardare più possibile. Ecco, quindi il buon Galliera le sta facendo una radiografia. Partiremo da queste splendide ballerine dotate di ciuffo peloso. Saliremo, a me non piacciono le ballerine, ma è una cosa mia, una fissazione, però il ciuffo però le dà un po' di vita. Il microfono, perdoni signorina, devo accenderlo? Sì, guardi, no, è proprio spento, adesso è acceso. Dove eravamo arrivati? Faccia finta che non le ho chiesto niente. Sono Greta Tempo da Campoformido. Bene, cosa fa nella vita? Studio. E poi si presta per questo quiz? Sì. Sì, è proprio telegrafica. Bene. Dove andiamo adesso? Dove vuole andare? Penso che andremo in pubblicità. Grazie. Pubblicità. Grazie. Sono in allegria, via. Cosatto Legno a Varmo. Qualità superba, bellezza eterna. Azienda certificata e personale qualificato. Risparmia energia e guadagna in comfort. Innovazione, infissi e arredi su misura. Il nostro lavoro è la nostra passione. Ci trovi a Varmo in via dell'Olmo 17, www.cosattolegno.com. C'è Prestito, c'è. Prestito c'è in tutta Italia. Con Prestito la signora Marta ha acquistato i mobili nuovi, grazie a 10.000 euro da restituire in 72 rate mensili da 180 euro direttamente dalla pensione, TAG 9 e 31. Prestito, finanziamenti a dipendenti e pensionati, e un consulente viene direttamente a casa tua. Chiama il numero verde. 800 900 313. Prestito e il contante ce l'ho. Nicescar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Proloco Zumellese e Comune di Mel presentano Gli anni delle guerre e delle ricostruzioni 1914-64. L'arte nelle collezioni venete. Dal 2 ottobre al 6 gennaio nel Palazzo delle Contesse, centro storico di Mel. De Chirico, Fontana, Morandi, Tancredi, Vedova, Carrà ed altri grandi artisti. Visite guidate per gruppi e scolaresche. artedolomites.it. Caramel presenta la nuova serie Total Green Autunno 2015. Nell'inconfondibile stile Caramel, la nuova serie Total Green è l'eccellenza a cui siamo arrivati. Parete attrezzata, laccata patinata 1.790 euro. Tavolo modello Odin in quercia ferrovia 1.190 euro. Questi sono alcuni esempi della vasta gamma Total Green Caramel. Salotto classico riga gialla 1.490 euro. Nuova serie Total Green in quercia massiccia. Base e porta TV Living in quercia antica 950 euro. Credenza Boston in quercia ferrovia 1.390 euro. Vi aspettiamo con la nuova serie Total Green a Palmanova in Friuli Venezia Giulia. Mobili Caramel, nelle 3 sedi di Meolo, Noventa di Piave e Palmanova, presso le uscite dell'autostrada A4.
Clinica privata Morela Oculisti. Una vista perfetta con l'operazione laser. Attenti controlli insieme con la nostra professionalità. Anni d'esperienza e tecnologia moderna permettono di trattare ogni paziente con il massimo livello di qualità e di sicurezza. Ogni anno più di 1000 pazienti. Accreditazione internazionale. www.morela.it. Telefono 040 97 20 444. E questa è una canzone in allegria. Allora, avete visto prima, mi torna a dire il suo nome, scusi? La Greta, in tutta la sua lunghezza. Quindi chi indovina la sua altezza si porta a casa o una bella cassetta di prosecco targato Villa de Claricini, Botanico di Moimacco, o dei bianchi misti, sempre della stessa azienda. Allora, volevo per un attimo andare ancora da Dilanara. Parliamo un attimo della storia di Santa Caterina, andiamo indietro negli anni. Beh, penso che la fiera di Santa Caterina sia una delle più vecchie d'Italia, se non d'Europa, anche perché risale al 1380 con Marquardo di Randec, il quale ha elargito ai sudditi di Santa Caterina sul Cormor, quindi non di Udine, la possibilità di fare 5 giorni di festa in onore della Santa, una fiera di 5 giorni. Dal 1380 è rimasta lì fino al 1485, quando il luogotenente Contarini, Repubblica di Venezia, l'ha spostata in Zardingrando, dove è rimasta fino ai giorni nostri. Ecco, l'unica cosa importante da dire è che è stata fatta tutti gli anni meno uno, 1917, perché c'era appena il Caporetto e quindi il ribaltone completo della guerra. Per il resto ogni anno è stata fatta questa festa. Guardate la staffetta, hanno tutti e due la barba, uno è più giovane, uno è più maturo. Siamo partiti per rispetto dal più anziano. E Piero di Montenars come si inserisce? Allora, io mi inserisco con la storia di Santa Caterina, con la sua vita. Praticamente Santa Caterina era una giovane molto bella, hanno detto, egiziana, con sangue nobile, addirittura principesco. Di lei purtroppo non è che si sa tantissimo come gli altri santi, perché si è cominciato a parlare di lei circa un centinaio di anni dopo. Sappiamo che però che nel 305 l'imperatore romano, che dà una festa in proprio onore, la invita. Da lì in questa festa si facevano anche diversi rituali pagani, quali il sacrificio degli animali. Lei si rifiuta, anzi cerca di convertire proprio, di aprire gli occhi all'imperatore, però non ci riesce. Allora cosa succede? L'imperatore, colpito dalla sua bellezza, forse si era anche un po' invaghito, manda un gruppo di filosofi a cercare di sviare questa ragazza. Però neanche i filosofi ci riescono, allora li condanna a morte tutti. Per Caterina la sua condanna è stata la ruota dentata, che oltre ad uno strumento di tortura ha anche uno strumento di morte. Miracolosamente la ruota si ruppe e Caterina si salva, però l'imperatore dà ordine di decapitarla. Degli angeli, si dice da leggenda, prendono il suo corpo, lo portano in cima al Monte Sinai e da lì nasce anche la cattedrale di Santa Caterina. Santa Caterina è anche la patrona delle sarte, delle giovani sarte, è santa patrona dei filosofi, degli studenti, della giurisprudenza. Come dicevo è santa patrona anche delle sarte. Perché? Perché a Torino, per esempio, le caterinette sono le apprendiste sarte e modiste. Si dice che queste ragazze, studiando in questi atelier di moda, sono spesso preda dei giovani studenti che cercano, insomma, una compagna, una bella ragazza da sposare. Grazie a Piero. Andiamo dal tuo vicino, saluto l'architetto Enrico Zamparutti. Buonasera, e ringrazio Franz che
ha agevolato il suo arrivo qui a Telefriuli. Lei è la persona che può porre le 285 bancarelle che allietano l'atmosfera udinese, ma le chiedo, serviva un architetto per disporre le bancarelle? Serve, perché bisogna un architetto, una persona che sia iscritta a un albo, geometri, architetti, ingegneri, perché bisogna pianificare la manifestazione, nel senso di disporre sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista delle attrezzature, quindi impianti elettrici, vie di fuga, vie di esodo, e poi ricordiamo che Santa Caterina, voi avete parlato di quella di Piazza Primo Maggio, ma c'è anche quella del Luna Park, che dura un mese, quindi c'è il doppio lavoro per il Comune di Udine che organizza e per noi. Quindi c'è questa pianificazione come AMGA, Enel, Ecocel, che sarebbero i bagni, tutte quelle cose lì dal punto di vista tecnico, e poi c'è adesso questa pianificazione di quest'anno è già stata fatta 3 anni fa, perché diciamo che quest'anno hanno usufruito della planimetria appunto del 2013, che durerà fino al 2017, ottimizzata perché, come sapete, c'è il parcheggio che è in fase di ultimazione, quindi è stata ottimizzata quella parte di Via della Vittoria. Per il resto... Senta Zamparuti, ci sveli qualche retroscena. Quando Zamparuti dice il commerciante X che vende la merce Y deve andare lì, che difficoltà incontra? Beh, abbastanza, nel senso che c'è una graduatoria, quindi scelgono in base all'anzianità, però è dura spostarli, perché soprattutto da una planimetria a un'altra, basta che spostarli di 5 metri, perdono il 30% secco, secondo loro. Franz, lei è il portavoce della categoria, lei ha un ruolo qualche volta, penso più di qualche volta, di mediazione? Sì, ma diciamo che non propriamente il portavoce, nel senso che io rappresento una nicchia all'interno della categoria, nel senso che sono presente il consorzio ambulanti. Detto questo, abbiamo comunque anche una consigliera del ma gruppo... Lei non passi la... No, non voglio ribaltare, no, voglio dire, comunque molto spesso si coinvolgono i ruoli, si confondono i ruoli, di conseguenza vengo chiamato a cercare di trovare qualche soluzione o dare un consiglio semplicemente dai colleghi. Qualche volta non è facile far comprendere le ragioni per cui ci sono dei cambiamenti, degli spostamenti, ma insomma in qualche modo ci si deve arrivare. Ci sono delle normative sempre più stringenti anche per noi da rispettare, per fortuna ci sono anche dei diritti che vengono salvaguardati dalle attuali disposizioni. Abbiamo una grande incognita sul mondo del futuro del commercio ambulante, che è la direttiva Bolkestein, direttiva servizi, che andrà diciamo, a pesare sul futuro delle nostre aziende sotto aspetti, non voglio entrare nel tecnicismo, comunque un mondo in effervescenza sotto questo aspetto, e direi in effervescenza anche sotto l'aspetto degli operatori, perché sicuramente sono spesso teste calde e quindi anche dove la mediazione per gli uffici non sempre è semplice. Allora qua scrivono: la gente non va alla fiera perché i parcheggi non sono liberi e gli altri costano troppo e sono distanti. Mandi, non so chi sia. Beh, credo sia un problema comune a tutte le città. A fare qualche passo sì, abbassa la glicemia. La gente vorrebbe entrare dentro davanti al banco e fare tipo take away se potesse, ma purtroppo non è possibile, per cui... Allora, qua mi scrivono: ciao Baroni, complimentissimi, ti chiedo cortesemente se puoi comunicare i nostri auguri a Caterina Rosi Nisi, splendida cinquantenne udinese, Marco e Federica da Tavagnacco. Un mondo di auguri alla cara nipote Daniela Turolo di Porpetto, dallo zio Delio e cugini. Un bacione one al Poppa, Chiara. Chi è il Poppa? E lei ha un microfono, lei, Poppa? Beh, lo porti davanti. No, sì, non faccia questa cosa perché irrita. No. Perché Poppa? Scusi. È una storia lunga. Sì, non riesco, era per una questione di una moto che possedevo, una moto Guzzi che era Coppa Italia, poi mi hanno chiamato Poppa e poi dopo mi sono dedicato all'Alfa Romeo e ho conservato questo nomignolo. Ho capito. Sì. Ho capito. E quella è mia moglie, spero. Sì, è lei. Lei da dove arriva, Poppa? Da Mariano del Friuli. Mariano del Friuli. Sì. Allora, vediamo, andiamo giù di un piano, giusto così incuriosiamo le persone, perché c'è una manifestazione. Buonasera, Presidente. Buonasera a tutti. Cosa succede questo fine settimana? Questo fine settimana succede... Si alzi, Presidente, così la vediamo in tutta la sua bellezza.
Questo fine settimana succede la nostra manifestazione più grande, la nostra manifestazione più importante, manifestazione che... Che cos'è? Gran Galà di fine stagione. Si sieda, tanto ne parliamo più tardi. Pensi che ha dribblato anche Galliera perché era puntato a un certo punto e lei si è abbassato, ha fatto la magia. Allora, andiamo con un brano dei Galao che poi andremo anche a intervistare. It must seem crazy what I'm about to say. Sometimes you see you can take away. I'm hot air balloon, I could get to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm come along if you feel like a room without a room. And that, yeah, give me all you got, don't hold back. Yeah, I should probably warn you, just be fine. Yeah, no offense to you, some waste of time. That's why, because I come along if you feel like a room without a room. Because I come along. Is the truth, because I'm clap along if you know what happiness is to you. Oh, clap along if you feel like that's what you wanna do. Happy, bring me down, can I feel? Bring me down, can love you too high. Bring me down, can I feel? Bring me down and say, 'cause I'm clap along if you feel like a room without a room. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Oh, clap along if you feel like that's what you wanna do. Come on if you feel that happiness is the root. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Oh, clap along if you feel like that's what you wanna do. Alta qualità, alta qualità. Allora, buonasera a tutti presenti da Massimo Max Pittino, presidente del PFC, sezione di Montenarse. Saluti a mia suocera Anna dal Ponte della Delizia. Oddio, cosa fa sul Ponte della Delizia? Guarderà l'orizzonte. Buonasera, vorrei ringraziare il signor Baldo per il gradito pensiero. Un saluto a tutti, sono la mamma di Piero. Baldo è un uomo generoso, sempre bello vedere qualcuno che crede davvero nel biscione e che non ha mai fatto anche nei periodi peggiori. Saluti Davide, forse un giorno nuovamente alfista. Cominciano a farsi sentire i vostri amici. Saluti dalla Carnia a quello delle mandorle che va ad Eraclea. Sei tu, Franz? Io, Bessate, Eraclea. Sei sotto controllo, caro. Abbiamo clienti affezionati. Clienti affezionati. Signorina, si alzi un attimo, perché non deve venirmi troppo vicino, perché sennò capiscono quanto è alta, perché tutti sanno quanto è alto Paroni, capisce? Così. Cammini, cammini. Che cosa vince chi indovina la sua altezza, signorina? Vince una cassetta del vino di produzione della cantina Villa dei Claricini Dorpacher. Perché mi guarda la cravatta? Scusi, ero affascinata. Ah, grazie, mi scusi. No, scusi, forse è macchiata, Franz. Dove andiamo, signorina? In pubblicità. Ah, grazie. Praticamente dove eravamo prima. Bene. E questa è una canzone in allegria. Fino al 28 novembre sconto del 15% su una spesa scelta con 1400 punti Sociocoop. Sconto massimo di €200 in tutti i punti vendita di Coop Consumatori Nord-Est. Stasera voglio farti un regalo.
che ti faccia ricordare, chi scordati non sa, ho sentito. Caramel presenta la nuova serie Total Green Autunno 2015. Nell'inconfondibile stile Caramel, la nuova serie Total Green è l'eccellenza a cui siamo arrivati. Parete attrezzata, laccata patinata, 1.790 euro. Tavolo modello Odin in quercia ferrovia, 1.190 euro. Questi sono alcuni esempi della vasta gamma Total Green Caramel. Salotto classico riga gialla, 1.490 euro. Nuova serie Total Green in quercia massiccia. Base porta TV Living in quercia antica, 950 euro. Credenza Boston in quercia ferrovia, 1.390 euro. Vi aspettiamo con la nuova serie Total Green a Palma Nova in Friuli Venezia Giulia. Mobili Caramel, nelle 3 sedi di Meolo, Noventa di Piave e Palmanova, presso le uscite dell'autostrada A4. C'è Prestito, c'è! Prestitò c'è in tutta Italia. Con Prestitò Paolo, pensionato, ha aiutato il nipote ad aprire l'officina. Grazie a 30.000 euro da restituire con la cessione del quinto in 120 rate mensili da 339 euro direttamente dalla pensione. TAEG 6,58. Prestitò finanziamenti a dipendenti e pensionati. Prestiti a firma singola. Chiama il numero verde. 800 900 313. Prestito e contante ce l'ho. Benvenuti in GM, oltre 30 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza. Vasta esposizione dove trovare la soluzione che desideravi per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per una consulenza gratuita, preventivazione, pratiche per il finanziamento ed il recupero fiscale. GM, showroom Treviso, Udine, Venezia. www.gm.net. Buonasera, sono Laura Bassi, presidente dell'Associazione Achilles International Italia. Volevo invitarvi alla serata del 15 dicembre con lo Scrigno, serata all'insegna della solidarietà e del divertimento. Ci saranno diversi gruppi musicali che suoneranno e potete sostenere la causa della mia associazione nell'acquisto di protesi per persone che non possono permetterselo. Mi raccomando, vi aspetto martedì 15 dicembre alle ore 20 con una puntata speciale dello Scrigno. E questa è una canzone in allegria. Eccoci con voi. Allora, prima di passare alla Masetti, allora un saluto da Pordenone per Reginute, da Dorine e Franca Mandi. Reginute? Reginute, deve stare attenta Reginute. Dorine e Franca? Prego, si figuri. Allora, ha detto grazie. Ho 40 anni e da piccola mi ricordo che andavo sul famoso Bruco Mela, per me è ancora un bel ricordo, viva Santa Caterina. Mettete i nomi. Un augurio speciale a Rino Popuatti e alla moglie Maria Pia di Pagnaco che il giorno 27 festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Tanti auguri a tutti quelli che li conoscono. Ciao, un saluto a Lorenzo Baldo da Graziella di Martignaco. Questa è una che ti segue. Con questa storia del tennis, cioè, ti saluto ogni settimana. Anna vive in località Ponte la Delizia. Ecco, quindi abbiamo un aggiornamento e manda i saluti a Ginute di Nespoledo e tutto lo studio vi seguiamo sempre. Lei conosce Ginute, Anna? Reginute? Comandi? Sì, comandi. Aspetta che mi sposto. Lei conosce la Anna che vive a Ponte la Delizia? Sì, certo che la conosco. Appunto, Tanti saluti, ricambio i saluti, grazie della gentilezza. Si figuri, grazie. Adesso vado un'altra volta al mio posto. Ne leggo ancora uno e poi arriviamo. Grazie Roberta per le tue chicche friulane, anche se il tempo a tua disposizione è sempre troppo poco. Ne bussate da Romana e Rebecca.
Saluti a tutti, anche allo staff di Telefriuli, da Maria. Vorrei cogliere l'occasione per fare gli auguri a Francesca, mia figlia. Tanti auguri. Allora, noi adesso siamo pronti con la sigla e la rubrica curata puntualmente dalla nostra Roberta Masetti. Mai na sude, di una strie mai pasude, un anime la bade, di che rosa mai paside, luz la che ti sos, ye vilen pe, salva di mi plas, luz la che ti sos, ye vilen pe, salva di mi plas. Eccoci con voi. Allora, intanto voglio salutare un pensiero al papà di Roberta, che insomma non sta attraversando un grande periodo, però ce la stiamo facendo. Quindi, speriamo di uscirne. E un saluto alla mamma che aspetta Roberta a casa, quindi fa la rubrica e poi la raggiunge. Come si chiama la mamma? Ad Algisa. Ad Algisa, quindi fa la rubrica, sua figlia, e arriva dritta dritta. Melograno è il re della serata, insomma, della sua rubrica. È una cosa particolare. Allora, intanto devo ringraziare per le immagini che mi hanno aiutato a reperire Gemma Gregor e Italia Gasparotto di Pordenone, e per i melograni che ce me li ha portati la signora Alba Pasuto di Moruzzo. E poi le immagini ha cercato le Bustazzoni, ha fatto una ricerca. Sì, lo so, lo ringrazio tantissimo, grazie. Andiamo avanti. Lei mi scrive Antico Testamento, ma il melograno è l'Antico Testamento? L'Antico Testamento perché comunque il melograno è uno dei frutti più antichi. In realtà si chiama Punica granatum, perché i romani lo chiamavano dai punici, però il melograno arriva dall'India, ed è molto antico, era conosciuto già nell'Antico Testamento. Se credo molti si sono sposati, avranno scelto nelle frasi del discorso fra gli sposi il cantico dei cantici, le tue labbra sono come spicchi di melograno, ed è citato, e quindi come bellezza, il melograno come bellezza. Poi lei mi mette uno, abbiamo detto già la bellezza, poi al punto B e C, santità e regalità. Il santità perché è scritto nell'Antico Testamento che ad Aronne il Signore chiede di ricamare sul bordo delle focce di quel grembiule rituale che usano durante i riti sacerdotali, usavano, comunque ci sono di ricamare delle melograne di porpora, viola, porpora rossa e scarlatto, con un'alternanza di sonagli d'oro. E sappiamo che la porpora, appunto regalità, la porpora è il simbolo della regalità. Allora immaginate questi splendidi, anche se erano pastori, avevano questi costumi molto variopinti, molto... Penso agli alti prelati. Erano sacerdoti, la classe sacerdotale, i levitici. Senta, e le idee della fecondità, che cosa c'entrano? Ecco, per i greci abbiamo detto regalità, bellezza, per i greci, ma anche sono state scoperte delle statue vicino Capua, arcaiche, molto molto antiche, di terracotta, con una donna su un trono con un melograno in mano. Poi abbiamo anche Era e Giunone, che sempre nello stesso periodo, ma anche in Grecia, è rappresentata con un bimbo in braccio e un melograno, e con l'avvento del cristianesimo ovviamente ci sono le Madonne rappresentate anche nel Rinascimento, il Gesù in braccio e il melograno. Poi lei mi scrive la grande madre, vita, morte e rinascita. Perché allora abbiamo parlato di fecondità, però parliamo anche della Persefone che viene rapita e viene portata giù agli inferi, sposa il suo sposo, il dio degli inferi, e lei però promette di tornare in primavera, quindi melograno matura adesso e quindi diventa maturo in autunno e inverno, quando Persefone è nell'Ade. Quando torna in primavera dalla madre, da Demetra, sulla terra, ci sono le foglie e i fiori che maturano circa in maggio, quindi abbiamo anche questa dualità di morte, rinascita, morte, il ciclo come abbiamo detto per la zucca. Senta, vita e rinascita, e poi adesso troviamo anche la fecondità, un po' si legano queste due cose. Sì, come dicevo, perché? Perché il melograno ha i chicchi all'interno fecondo, e regalità perché ha come una corona in cima.
e quindi sembra un frutto rugoso, sterile, invece in realtà dentro è fecondo. Tant'è che i romani proprio con i rametti di melograno ornavano il capo delle spose col velo, avevano il velo rosso le spose romane. E addirittura in Turchia la sposa, dopo il rito cerimoniale, butta una melagrana a terra, quanti sono i chicchi che ne escono, tanti saranno i figli. Lei ogni volta E il cibo? Adesso Buono alleggeriamo mangiare, un po', sì, alleggeriamo. Allora si trovano addirittura ricette di melograni che sono dei filtri d'amore. Quindi, ma quella non tocchiamo questa cosa perché siamo in fascia protetta, quindi non si può. Beh, possiamo sfiorarla, Masetti? No, non si può, si può. Lei, Lo so che lei Baldo, vorrebbe, ma non si può. Ecco, Baldo, lei ha mai usufruito di questo nettar? Un melograno a casa. Quanti alberi, Baldo? No, non è tanto grande. Benissimo. Scusi, Masetti. Prego. E dunque, sappiamo che nella cucina, specialmente del Medioevo, dato che appunto il melograno era un albero della regalità e un albero nobiliare, non c'era giardino che non avesse il melograno. È citato in varie poesie, adesso non si sta, addirittura dalle poesie arabe fino alle poesie del Medioevo, dappertutto. Ed era di amor cortese, anche e quindi non c'era ovviamente il pomodoro, cosa si faceva? Sì, per colorare, sì anche le carni bianche con le spezie, e si usava a colorare con i chicchi di melograno, sia il dolce ma anche la pasta, perché c'erano le lasagne nel Medioevo, una specie di spaghetto grosso, e sopra c'era il melograno, avevano questo sapore un po' dolce, un po' acre, era un misto. Cosa parliamo la prossima settimana? Agrifoglio e pungitoppo. Però venerdì c'è qualcosa di importante che succede dove? Grazie, mi ero già dimenticata. Allora, come sapete, io sono anche la ideatrice e coordinatrice del progetto Amours pour l'Ans, che è un progetto sul matrimonio e corteggiamento in Friuli, che ha una valenza regionale, cioè raccoglie tutto il materiale possibile esistente in Friuli su questo argomento. E Amoruzzo, che è la culla, il mio paese natale, è la culla appunto degli Amours pour l'Ans, e ci sarà la presentazione di 2 video del 2014 e 2015 dei riti fatti con la rugiada. I 2 video si chiamano L'Agneau de la Gaccion e sono stati fatti in collaborazione con il Comune di Moruzzo e col Fogolar Furlan de Buenos Aires. L'appuntamento dov'è allora? Allora, venerdì alle 20:45 in sala consigliare a Moruzzo, e abbiamo l'onore che ci presenta i 2 video Angelo Floramo. Professor Angelo Floramo, Professor Angelo salutiamo. Floramo. Allora, un saluto e un complimento a tutto lo Scrigno, in particolare alla Perla Roberta, cioè ti chiamano perfino Perla. Mandi a Dulce Franco. Grazie. Tanti auguri a una persona speciale, Camilla di Zompitta, che ha compiuto 8 anni, domenica da parte della sua famiglia. All'alfista Roberto un abbraccio da Desiree, Denise e Norma. PS, ti vogliamo bene. Dov'è l'alfista Roberto? Alzi la mano. Molto bene. I più bei alfisti in trasmissione sono Manuel e Jessica. Baci da mamma Fiori. Quali sono i... Alzatevi in piedi, ragazzi, che non vi... Provate a alzarvi in piedi. Prego, prego, prego. Il maschietto si è alzato prima, la signora un po' dopo. Arrivano da Oderzo questi, giusto? Oderzo e Prata di Pordenone. Ciao, volevo fare un saluto al mio amico Nicola, che mi parla sempre di macchine. Miriam, dov'è Nicola? Scusate che... prego, prego. No, anzi, venga qua. Venga, caro, venga. Quindi lei, scusi, che cosa ha detto un momento fa? Se è Miriam... Chi è Miriam? Sicuramente è una mia amica, insomma. Sì, lei... Ne vedo che delimita il territorio. Se Miriam può aver chiesto solo di... Ho fatto 2+2, insomma. Ho capito. Direi 1+1 più che altro. Anche. Bene, grazie. Allora, grazie Masetti. Allora, non voglio dimenticarmi di ringraziare il comune che ci ha ospitato, il comune di Muzzana del Turgnano, e anche l'associazione appunto che ha organizzato la festa del Tartufo domenica. Noi abbiamo seguito l'evento con il campanile della domenica. Il campanile della domenica, scusate, stavo grattando il Tarzan urla, lo appoggio qua. La prossima settimana saremo ad Artegna, quindi c'è anche una festa importante, Purciti in Staiare. La settimana seguente saremo a San Pietro Natisone, a seguire ancora Palmanova, e il 20 di dicembre gran finale a Premariacco. Direi di andare con un brano, Galao, e poi andiamo direttamente in pubblicità.
ci porti via da qui. Stai più a sentire, per un momento avrai voluto che fosse vero anche soltanto un po'. Perché ti ho sentito entrare, ma volevo salire, e invece ti ho visto mirare, invece ti ho visto sparare quell'anima. Detto che ti vorrei sollevare, ti vorrei consolare. Vorrei viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando pensi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando pensi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Per viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando pensi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Via, questa è una canzone in allegria. Fino al 28 novembre, smartphone Samsung Team Core Prime scontato del 20% a €119 in tutti gli ipermercati di Coop Cotori Nord-Est. Clinica privata Morela Oculisti. Una vista perfetta con l'operazione laser. Attenti controlli insieme con la nostra professionalità. Anni d'esperienza e tecnologia moderna permettono di trattare ogni paziente con il massimo livello di qualità e di sicurezza. Ogni anno più di 1000 pazienti. Accreditazione internazionale. www.morela.it. Telefono 040 97 20 444. C'è Prestito, c'è
Prestito c'è in tutta Italia. Con Prestito Laura ha pagato il matrimonio della figlia. Grazie a 15.000 euro da restituire in 120 rate mensili da 169 euro direttamente dalla pensione TAEG 6 e 56. Prestito, finanziamenti a dipendenti e pensionati anche con altri prestiti in corso. Non servono garanti. Chiama il numero verde. 800 900 313 Prestito e contante ce l'ho. Nice Car, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Benvenuti in GM, oltre 30 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza. Vasta esposizione dove trovare la soluzione che desideravi per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per una consulenza gratuita, preventivazione, pratiche per il finanziamento ed il recupero fiscale. GM, showroom Treviso, Udine, Venezia. www.gm.net. Sandrigo Ingros, l'azienda che produce e commercializza all'ingrosso pane e prodotti dolciari da forno. Lavorazione di tipo artigianale con i particolari pani Sater nero e pani Scandidus bianco, la gubana dolce Friuli e gli sfizi del patriarca per i più golosi. Sandrigo Ingros ad Aquileia. Caramel presenta la nuova serie Total Green Autunno 2015. Nell'inconfondibile stile Caramel, la nuova serie Total Green è l'eccellenza a cui siamo arrivati. Parete attrezzata, laccata patinata 1.790 euro. Tavolo modello Odin in quercia ferrovia 1.190 euro. Questi sono alcuni esempi della vasta gamma Total Green Caramel. Salotto classico riga gialla 1.490 euro. Nuova serie Total Green in quercia massiccia. Base e porta TV Living in quercia antica 950 euro. Credenza Boston in quercia ferrovia 1.390 euro. Vi aspettiamo con la nuova serie Total Green a Palma Nova in Friuli Venezia Giulia. Mobili Caramel, nelle 3 sedi di Meolo, Noventa di Piave e Palmanova, presso le uscite dell'autostrada A4. E questa è una canzone in allegria. Eccoci qua. Allora, siccome sapete che io ho intrapreso questa battaglia da tempo, allora intanto www.galao.it e in più mi rivolgo a chi organizza le feste, chiedete ai gruppi se suonano dal vivo o se utilizzano i dischetti, magari il prezzo può cambiare ma soprattutto la qualità, quindi chiamate pure i gruppi ma accertatevi che questi suonino dal vivo perché ci arrivano diverse segnalazioni di chi forse fa un po' il furbo e non li sopporto, quindi volevo solo lanciare questo appello. Tanti auguri a Lidia Nossao, Massimo Cogo e Famè, grazie. Mandi da Viola Viola, bravi, ciao papà Tiziano, il tuo Thomas. Così approfittiamo. Questa mi coglie veramente impreparata. Quanti anni è ha? una cosa che stanno guardando. Quanti anni ha? Lui è 6 anni. E quindi è già ormai tecnologico. Sì, bisogna metterlo sotto con la musica. Allora, cosa vuol suonare da grande? Ma per adesso canta, un po' vorrebbe fare anche il bassista, adesso vediamo. O il batterista, forse anche il batterista. Voi suonate dal vivo, no? Tutto dal vivo. Scusa, ma ogni tanto ho questo rigurgito che non li sopporto, perché dischetti e grandi quote. Grandi gli amici di stile, quello col turbo delta è pericoloso. FTO il soffio nero. Fatto il soffio nero? Chissà. Sempre lei. Scusi, soffio nero perché? Perché? Guardi là. Sì. Buonasera. Sì. Perché il Turbo Delta, l'Alfa Romeo Giulietta Turbo Delta, e io ne possiedo uno dei 360
uno, ma ce ne sono molti di meno esemplari al mondo, viene soprannominato per i cultori del marchio il soffio nero, perché il manometro del turbo è sul fondo nero e quando entra il turbo si sente il fischio. Ho capito. E il soffietto. Sì. Grazie. Aspetta un attimo che così presentiamo gli amici di... Però prima 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono Silvia di Rive d'Arcano. Silvia, allora guardi, rimaniamo in inquadratura totale, immagino lei chiami per il quiz. Vieni, prego. Ci deve dire quanto è alta questa ragazza? Sono un po' sfortunata perché sono le prime telefonate. Ho capito io. Sparo. 1,78. No signora, no. Sì, giustamente il professore dice che non gioca mica a pallacanestro, fa la corazziera questa. Grazie signore. Mandi. Arrivederci. Auguri. Grazie. Pronto? Pronto? Sa un po' più di brio però. Pronto? Oh, e quindi? Telefono per il quiz dopo Stata di Portogruaro. Brava, però lei ha sentito 1,78, abbiamo detto che è troppo. Sì. Quindi? Io direi 1,72. No, da dove chiama lei? Fossal? Da Fossata di Portogruaro. Mi dispiace. Niente. Grazie per aver chiamato. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci signora. Vuoi sederti lì che così non fai avanti e indietro, così eccoci qua. Domani a San Daniele festeggia il compleanno Adriano Bello, tanti auguri dagli amici della Briscola. Scusa un attimo che ti passo davanti, però prima di andare avanti con gli amici del com'è? Fumo? Soffio Nero, sono diventato un cultore ormai. Signora, allora innanzitutto va ancora molto Santa Caterina, che cosa è cambiato negli anni, lei che rappresenta l'Ascom? Diciamo che Santa Caterina comunque è sempre una fiera per tutte le famiglie, certamente. Domani per esempio i ragazzi finiscono le scuole prima, per cui si ritrovano tutti a fare un giro in piazza e volendo potete trovare anche dei regali per Natale, no? Perché ci sono diverse tipologie di merci. Senta, ma questo giova la fiera anche ai commercianti locali, quelli che sono magari in centro da un po' di anni? Certamente, perché comunque le fiere come i mercati portano comunque gente in piazza e si collegano a tutto il circuito della città, per cui vai al bar a bere il caffè, mangi la cioccolata, fai un giro, vedi le vetrine. Visto che siamo sotto le feste, comunque aiuta certamente a fare un giro in città. Franz, si fa o no la festa di Santa Lucia quest'anno? Bella domanda, sicuramente diciamo proprio notizia di queste ore, dall'ultimo incontro che c'è stato con i rappresentanti comunali abbiamo deciso di annullarla. Perché? Perché vista la difficile coesistenza delle prime 2 edizioni, peraltro riuscite anche bene, con la manifestazione Teleton volevamo posticiparla di 1 settimana e l'amministrazione, da quello che ci è stato detto, anzi scritto, non se la sente di chiudere il centro per 2 settimane di fila, quindi Teleton e poi per noi, non solo non ci dà l'auspicata via Mercato Vecchio che avevamo chiesto, ma ci nega anche l'abituale, potrei dire così, via Veneto che avevamo utilizzato finora, dandoci piazze di cioè aree di interesse minore, soprattutto che non ci garantiscono, diciamo, non siamo fiduciosi a far venire aziende da fuori, perché portavamo aziende anche dal resto d'Italia, mi riferisco a Toscana, Umbria, Piemonte, e se non le collochiamo bene mi scuoiano me per primo, per cui la cancelliamo. Sono caldi però sti ambulanti. Sono caldi, sì. quindi Scuoiano dobbiamo dargli addirittura. garanzia di risultato, se no è meglio mia. che stiano a casa. Architetto, lei su questo lei non dice niente? No, stiamo a vedere cosa succede. Però Franza Lasciamo andare avanti loro. Lasciamo andare avanti loro, ma loro hanno detto che è già annullata la festa di Santa Lucia. Penso di sì, adesso... Beh, in realtà abbiamo una neonata festa di Santa Lucia a Codroipo per il 13, ma questa non c'entra, non è che abbiamo annullato una per fare l'altra. Avevamo deciso di posticipare una e con l'occasione, avendo libero il 13, ci siamo rivolti all'amministrazione di Codroipo, con la quale abbiamo trovato la quadra. Dispiace ammazzare, non dico il neonato, ma come si dice in questi casi, il piccolo che deve crescere, però piuttosto che
averlo con una crescita incerta è meglio. Abbiamo fatto 2 edizioni, sono andate bene, ci fermiamo lì. Vabbè, comunque abbiamo dato una notizia negativa, Dispiace, purtroppo. dispiace perché... 2 telefonate, una. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sì, abbassi il volume del televisore, per favore. Sì. E quindi quanto è alta questa ragazza? Ah, quanto è alta? Sì. 1,68. Cos'è, Napoleone? È Napoleone? No, 1,68 no. Forse ce n'è ancora una, forse. È così. Come? Posso dire un altro numero? Come un altro numero, scusi? Un'altra altezza? Da dove ci chiama? Da Ronchi dei Legionari. Che bella voce, sentila, avrei proprio piacere che lei... E qui, allora guardi, faccia attenzione, 1,68 no, 1,78 no, troppo, e quindi? 1,65. Guardi, proviamo a misurarla, Carol, no? Che non voglio sbagliare il nome. La settimana scorsa, scusami, Greta, scusa, è una certa età, Greta. Andiamo avanti, Mariolino mi aiuti a misurare la creatura, così vediamo un attimo. Prego, vediamo se... Greta, così se non si arrabbia, architetto, queste non capiscono che dopo una certa età si perde anche un po' la memoria. Mariolino, come andiamo? 1,74. Quindi diamo un bonus di... Un buono, sì, l'errore minimo. Errore minimo che l'altra volta... No, eccoci qua. Quindi, signora, le comunichiamo che lei ha vinto. Le facciamo un applauso. Ecco, Galliera... Ecco, quello che... Scusi, preferisce una cassa di bianco misto o una cassa di prosecco? Signora? Del prosecco? Bene, sì, eccoci qua. Quindi dovrà andare a ritirarselo in cantina a Bottenico di Moimacco. Oh, mamma mia! Cosa? Sì, signora. Moimacco? Sì, non è New York, cioè, voglio dire, si fa un giro con chi vuole lei e va a Bottenico di Moimacco, va a ritirarsi il cartoncino. Ah, Boimico, aspetti. No, Bottenico, signora, Bottenico. Che belle queste cose in diretta, fantastiche. Bottenico di Moimacco, vicino Cividale, signora. Va bene, grazie. Ecco, come si chiama? Pierina Miani, Pierina Ronchi dei Legionari, Vermigliano. Vermigliano, bene, grazie signora, grazie, arrivederci. Prego, buonasera. Adesso è preoccupata perché deve andare a Bottenico, capito? Quindi... Allora, eccoci qua, grazie. Allora, domani a San Daniele festeggia il primo... allora, questo l'abbiamo già letto. Ciao da Cerri. Un saluto a Reginute che la vedo seria stasera, ma facciamo ben ridere adesso. Un saluto anche alla Carbone e a tutti voi. Daniela da Manzano. Viva Viole dall'outlet di Ramonda. Salutissimi all'alfista dalla nascita Alessandro, ad Alice e a tutti gli altri alfisti. Ciao dalla sorella Barbara e famiglia alfista. Un saluto dal Veneto ai ragazzi di stile Alfa Romeo, in particolare l'alfista pazzo David Maila. Dov'è David? Sempre quell'individuo lì. Galao, siete sempre i miei preferiti. Mandi nonno da Fiaschetta. Complimenti per la trasmissione, grazie. Bravissimi Galao. Un saluto speciale a Tiziano Dilva. Allora, andiamo con un brano e poi andiamo direttamente in pubblicità. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along. Her question was so bad, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent
amici e poi ci pensiamo noi. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi, fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. L'ho comprato per te, perché pensi un po' a me. Questo disco il mio pensiero. Caramel presenta la nuova serie Total Green Autunno 2015. Nell'inconfondibile stile Caramel, la nuova serie Total Green è l'eccellenza a cui siamo arrivati. Parete attrezzata, laccata patinata, 1.790 euro. Tavolo modello Odin in quercia ferrovia, 1.190 euro. Questi sono alcuni esempi della vasta gamma Total Green Caramel. Salotto classico riga gialla, 1.490 euro. Nuova serie Total Green in quercia massiccia. Base porta TV Living in quercia antica, 950 euro. Credenza Boston in quercia ferrovia, 1.390 euro. Vi aspettiamo con la nuova serie Total Green a Palmanova in Friuli Venezia Giulia. Mobili Caramel, nelle 3 sedi di Meolo, Noventa di Piave e Palmanova, presso le uscite dell'autostrada A4. C'è Prestito, c'è. Prestito c'è in tutta Italia. Con Prestito Francesca, infermiera, ha acquistato l'auto nuova. Grazie a 18.000 euro da restituire in 96 rate da 242 euro trattenute dallo stipendio TAG 6,80. Prestito, finanziamenti a dipendenti e pensionati. La rata è fissa, la durata la decidi tu. Chiama il numero verde. 800 900 313 Prestito e contante ce l'ho. Benvenuti in GM, oltre 30 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza. Vasta esposizione dove trovare la soluzione che desideravi per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati. Una consulenza gratuita, preventivazione, pratiche per il finanziamento ed il recupero fiscale. GM, showroom Treviso, Udine, Venezia. www.gm.net. E questa è una canzone in allegria. Allora, qua mi scrivono un saluto a Kay di De Palacine di Pozzuoli, o di Pozzuolo, spero sia Pozzuolo, che anche quest'anno sia ricca di tante emozioni. Franca Spollero? Sì, ok, dopo andiamo. Ciao mitici, devo salutare la spettacolare Cristiana, Barry, e non ripeto, e King David. Cioè, qua scrivono Barry la puzzona e King David. Un abbraccio dal dottor K. Un saluto alla nonna Lucia Cudin di Castello di Porpetto che segue sempre Telefriuli, grazie alla nonna. Grande Viole dei Galao, le tue colleghe Sara, Silvia e Anna. Viole. Allora, canta dal vivo lei. Ci vorrebbe tutto il team a ballare con voi, bravissimi Galao, da Giada e Daniele di Ramonda. Allora, dov'è il primo microfono, dove lo troviamo? Cara Reginute, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, io le dico Santa Caterina e lei cosa mi risponde? Santa Caterina, io dovrei fare un augurio a una signora, posso? Certo. Allora, la maestra signora Caterina Ventulini di Nespoledo, tanti auguri di buon onomastico da noi e da me e da tutti gli ascoltatori che sono qui. Cioè lei l'ha chiamata signora e maestra? Ma era una maestra, adesso è in pensione. Ho capito. È maestra del paese. Ma lei andava a Santa Caterina piccola?
No, non andavo a Santa Caterina perché quella volta, intanto era in tempo di guerra quando ero bambina io, Sì, e quindi dopo non c'erano Dindini. i soldi. Per me dovevano comprarsi medicine, allora questo o quello. Ho capito. Ma sulle giostre lei è mai andata? No, sulle giostre non posso andare perché mi fanno male, no? Adesso? Adesso? Dopo sono stata, sì, ma... A Santa Caterina? Sì, ma non è la mia passione. Brucomela, dove è salita lei, scusi? Comandi? Sul Brucomela, dove è andata lei? No, andavo sulle giostre a catene. Ah, sì? Sì, sì. Ho capito. Ho segnato gli autoscontri, combinavo incidenti di autoscontri. Lei no? era quella che tirava i botti. Lì no, non costavano niente, no? Se faccio incidenti adesso, se faccio incidenti adesso costano, però lì non costava. Ho capito. Lei ha mi dicono una macchina, un'utilitaria fiammante, rosso Ferrari. Sì, sì, rosso Ferrari, la Matic, Devo Matic. Sì, così abbiamo fatto una bella pubblicità. Quando vai in concessionaria chiedono sconto perché sì, bene, No, molto anche l'anno molto. scorso ero venuta qua, si ricorda? Sì. Ma adesso la notte, problema agli occhi, no? Con gli abbagli mi... Sì, lasciamo perdere. meglio Ha ragione i suoi lasciar familiari, perdere. si faccia accompagnare dalla signora, lei La andava. signora Andreotti. Prego. Mirella per gli amici, buonasera. Mirella, Allora, caro Daniele, io ho visto delle immagini che avete girato a Santa Lucia, tutti belli vestiti. Santa Caterina. Santa Caterina, chiedo scusa. E tutti belli vestiti, con sciarpe. E mi è venuto in mente che invece noi non avevamo neanche il cappotto e neanche... Avevamo le calze taglia unica. Significava che si aveva una specie di corpetto che partiva l'elastico, si infilava attraverso le mutandine e a secondo della crescita del bambino si allungava l'elastico. Ma lei pensi, quell'elastico cosa provocava? Un po' di aria fresca, no? ho capito. E poi le bancarelle non erano così belle, così ricche. Noi prendevamo la quarnetta bene. Spieghiamo cos'era la quarnette. È il seme di un albero, naturalmente. Dolce? Dolce, sì, è fatta come la banana, ma è secca e dura. Però era buona perché costava poco e qualche volta facevamo compassione, ce le regalavano anche, no, Ginute? E così, insomma, erano... Milvi, tu a Santa Caterina, prima volta, quando sei andata? Oddio, sono stata bambina piccola, tanto a Poggio di Prato e Santa Caterina. Una volta c'erano anche le giostre a Santa Caterina in Giardin Grande. Invece adesso le hanno trasportate in quella volta, invece era tutto là. E perciò era un divertimento che mai per noi bambini. Senti, con quanti soldini uscivi di casa? Oddio, non mi visi. Pochi, però per andare in giostra sì. Una volta per settimana, la domenica, sì. La domenica si andava. Senti, ecco. c'erano le riduzioni per gli studenti come adesso o no? No. No sconti, eh? No. Si pagava per intero. Carbone, lei su che giostra va? Montagne russe, la vedo bene. Montagne russe sicuramente, Tornado blu, roba pericolosa, la tigre. Se lei piacciono Quando cose era forti? Sicuramente, Sì. emozioni forti, se no non... Mi ricordo, io Santa Caterina non l'ho mai festeggiato perché porto sempre Torino alla Pellerina o Piazza Vittorio si usava andare in giostra a Carnevale a febbraio, invece poi venendo ad abitare in Friuli ho imparato a frequentare la festa di Santa Caterina e quindi a novembre. Senti, è nato qualche amore a Santa Caterina? Se? È nato qualche amore? Assolutamente no. No, l'autoscontro? No. L'autoscontro assolutamente Dica la no. verità. No. Un saluto al Dogo da Betta. Il Dogo, chi è il Dogo? Non so perché, ma sono sempre questi individui del club. Un saluto a Ciccio Poldo dai Panins che si trova seduto all'angolo dei cattivi e che la telecamera non riesce a inquadrarlo per farlo stare dentro perché è troppo grosso. Andrea del club Volkswagen MK1. Qual è? Allora lì. È uno che le vuole tanto bene questo. È una battaglia. Allora, siete grandi i ragazzi di stile a prezzo Anto Q4, stile Alfa Romeo, siete migliori. Un saluto a Randy Orandi, mitico parcheggiatore di stile Alex. Allora, andiamo tu a Santa Caterina. Io ci andavo a Santa Caterina. Ci andavi, non ci vai più? Ho un ricordo che forse andiamo d'accordo con l'amico Baldo. Con Baldo. Sì, perché io mi ricordo negli anni 60 a Santa Caterina
c'erano quei baracconi, che è una cosa che meno male che l'hanno tolta, no? Perché c'erano queste povere donne, la donna sirena, che la donna pesce la chiamavano, e che poi la gente entrava e per far vedere che era un pesce la pungevano con uno spillo. E lei proprio era compiaciuta di questa cosa? No. Poi un'altra volta ho visto la donna farfalla, che dicevano, poi raccontavano un sacco di frottole, che l'avevano trovata chissà dove in un... La donna farfalla? La donna farfalla era messa su una Architetto, rete davvero ripristinate queste con figure? una specie come di ali. Meno male che le hanno tolte, perché era una vergogna per tutti un pochettino, no? Era gente che doveva stare, non so io, a Torino, lì, come si chiama? A Torino. Dov'è l'altro microfono? Al Gottolengo di Torino. C'erano questi personaggi. Microfono, sono 100 anni che sei qua, dovresti sapere che si usa il microfono. Sì, al Cotolengo di Torino c'erano questi personaggi, io mi ricordo ero bambina, e li portavano in giro per le città proprio nella manifestazione dei baracconi, e venivano derisi, non veniva capito il problema di queste persone. Venivano utilizzati? Esatto, venivano utilizzate per queste manifestazioni e derise anche, come diceva Punte e quant'altro. Benissimo, andiamo dai 3 ospiti che il buon Baldo ci ha portato. Dov'è il microfono? Bene, ecco, rapidi come un alfa. Io ricordo come venivano portato a Santa Caterina. I miei erano ambulanti di frutta, avevano il carretto, col carretto c'era il carretto che aveva il tonne davanti, e c'era mio zio che portava me e mio cugino, che ci copriva con la coperta, ci faceva giù e ci portava ai baracconi. Era un bel ricordo che ogni anno a Santa Caterina. Che anni erano? Sarà stato il 60, 58, 60. Buonasera, un altro aneddoto rapido e poi andiamo con i Buonasera, e niente, il ricordo per me quando era a Santa Caterina era come andare al centro commerciale di oggi, no? Perché si andava a prendere, diciamo, i calzetti, la sciarpa, i guanti, quello che serviva per l'inverno, che insomma era abbastanza freddo, almeno di quei periodi. Senta, lì. Quindi c'erano i soldi per i capi d'abbigliamento ma non per le giostre, o si combinava? No, diciamo che era più l'abbigliamento che le giostre. Lei è di Udine? Di Udine. Udinese. Buonasera. Io ricordo lo zucchero filato, per me era stata una sorpresa. Non si aveva lo zucchero neanche a casa perché c'era la guerra. Scusi, il suo amico vicino, regga il microfono. No, molli il microfono. Non avevamo lo zucchero neanche a casa perché era finita la guerra, no? E vedere lo zucchero filato per me era una roba... Così gonfio. Una roba super. Si ricorda quanto costava? Quanto costava non so. 10 lire, 20 lire. Poi mi ricordo il venditore di piatti che li sbatteva come fossero di ferro, no? 1000 lire, 10 piatti, si portavano a casa e si rompevano subito. Devo dirle che sono attratto tuttora, c'è a Santa Caterina, no? Quello che sbatte i piatti, Franz. L'anno scorso c'era. Sì, può essere che ci siano fatto il giro completo della fiera, quest'anno ancora, posso, però presumo che ci sia. Ma avrai un attimo di fiato, tirerai un po', se sembra che siate... No. Dai, due passi riesci a farli. Ma la fiera è grande, sì, faccio 2 passi, ma magari non l'ho girata tutta qua. Dai, quindi Franz, sei in un angolo che non ho visitato. Un po' di ottimismo, No, sono dentro. Poi il giro della morte con le motociclette nella gabbia rotonda di ferro. Scusi, sradichi proprio di mano il microfono. Perché se no non ce la facciamo, vada. C'era il giro della morte, le motociclette che giravano in una gabbia rotonda di ferro. E quella era una roba molto impressionante. Che adesso non mi pare che non ci sia più. Lei quindi assistiva a questo... Sì, si entrava dentro, si pagava il biglietto, no? Ho capito. Assisteva. Con le motociclette. Senta, ho stoppato una vocale, c'è Tarzan che mi corregge, adesso l'ho sentito. Assisteva, ho sbagliato, assisteva. Mi sono incastrato, assisteva. Vada, prego, giochiamo con la regia ogni tanto. Sì, così. Quel giro della morte lì giravano le motociclette in una gabbia rotonda di ferro. Ho capito. E giravano, si incrociavano. E lei era lì con gli occhi sbarrati? No, si entrava, si pagava il biglietto e si vedeva. Sì, ho capito. Sì, e lei assisteva a questo spettacolo? Mica solo io. No, sto scherzando con lo Juventino sopra. Buttazzoni è Juventino. Bene, andiamo dedicando a Buttazzoni, che ha tra l'altro compiuto da poco gli anni, un brano... No, caro.
insomma, si sbagliano anche bene. Hai sentito? Cosa abbiamo? L'inno della Juventus? Cosa ci fate sentire? No. Prego. Unchain my heart, baby, to please set me free. Unchain, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time on the phone, sometimes I tell you that I know the door. Unchain my heart to please set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sealed like a pillowcase, but you don't love me and go to waste. Unchain my heart to please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. That you know damn well, that you don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you are me not today. Why leave me to life for misery, when you don't care about the feelings for me? Unchain my heart to please set me free. Alright, yeah. I'm under your spell, just a man in the trance, baby. But you know damn well that the doors and the chance is unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you are me night and day, baby. Well, leave me to life of misery, but you don't care about the feelings for me. Unchain my heart to please set me free. Please unchain my heart to please set me free. You don't care to please set me free. Unchain my heart. E questa è una canzone in allegria. Cosato Legno a Varmo. Qualità superba, bellezza eterna. Azienda certificata e personale qualificato. Risparmia energia e guadagna in comfort. Innovazione, infissi e arredi su misura. Il nostro lavoro è la nostra passione. Ci trovi a Varmo in via dell'Olmo 17, www.cosatolegno.com.
Proloco Zumellese e Comune di Mel presentano Gli anni delle guerre e delle ricostruzioni 1914-64. L'arte nelle collezioni venete. Dal 2 ottobre al 6 gennaio nel Palazzo delle Contesse, centro storico di Mel. De Chirico, Fontana, Morandi, Tancredi, Vedova, Carrà ed altri grandi artisti. Visite guidate per gruppi e scolaresche. artedolomites.it. Nice Scar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Benvenuti in GM, oltre 30 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza. Vasta esposizione dove trovare la soluzione che desideravi per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per una consulenza gratuita, preventivazione, pratiche per il finanziamento ed il recupero fiscale. GM, showroom Treviso, Udine, Venezia. www.gm.net. Buonasera, sono Laura Bassi, presidente dell'Associazione Achilles International Italia. Volevo invitarvi alla serata del 15 dicembre con lo Scrigno, serata all'insegna della solidarietà e del divertimento. Ci saranno diversi gruppi musicali che suoneranno e potrete sostenere la causa della mia associazione nell'acquisto di protesi per persone che non possono permetterselo. Mi raccomando, vi aspetto martedì 15 dicembre alle ore 20 con una puntata speciale dello Scrigno. E questa è una canzone in allegria. Eccoci con voi. Allora, come ben sapete, questa è anche una trasmissione che serve a spingere, a promuovere gli eventi che si svolgono nel fine settimana successivo appunto allo svolgimento di questa diretta. Andiamo da Diana Salso, ben arrivata. Giusto, buonasera. Buonasera, lei arriva da Pozzuolo. Sì. Allora, noi questo fine settimana, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre, in occasione di Sant'Andrea, che è il patrono di Pozzuolo, organizziamo un mercatino in piazza presso la Palazzina. La Palazzina è un edificio storico che è stato recentemente ristrutturato grazie al Comune di Pozzuolo. Questo evento è organizzato e fortemente voluto da un gruppo di commercianti, di artigiani e di hobbisti locali, sostenuto dalla Proloco e dall'amministrazione comunale. Voglio ringraziare a proposito di Proloco il collega Rossano Cattivello, vice direttore del Friuli, che è tra l'altro nostro presidente Proloco. E che ci ha fornito le immagini che state vedendo in questo momento, grazie alla regia di Butazzoni. Infatti, allora, è un gruppo di persone affiatato, praticamente è un gruppo di amici che si rimbocca le maniche e con passione investe energia per vivacizzare il paese. Molte volte in paese non si ha neanche il tempo di incontrarsi, questa può essere un'ottima occasione, si crea un'atmosfera magica, ci avviciniamo al Natale. È bello poter stare insieme con serenità, divertendosi. L'esposizione è molto curata, si parte dall'esterno con dei gazebi che offrono i loro prodotti, all'interno 3 piani con non solo allestimenti ma anche continui laboratori rivolti ai grandi e ai piccini, un programma per tutte le età. Senta, ecco, la seconda edizione, quindi vuol dire che questa è la seconda edizione, è andata bene l'anno scorso? Sì. L'anno scorso, primo anno, abbiamo riscontrato grande successo. Quest'anno anticipiamo un momentino l'apertura alle 15 del venerdì, anche perché alle 17, presso la sede dell'ERSA in Villa Sabatini, che è appena dietro la Palazzina, si terrà un convegno per i giovani agricoltori. Sia gli enti sono molto presenti, sono una realtà ben presente nel paese. Senta, ho visto la biondina piuttosto scatenata, ma i bambini sono coinvolti? I bambini sono coinvolti, abbiamo la nostra trucca bimbi a disposizione per le intere giornate. Abbiamo anche la make-up artist per le signore che dispenserà consigli di bellezza.
In particolare abbiamo qui presente la signora Vania che farà una creazione di un dolce senza glutine. Lei oltre al gusto ha un'attenzione particolare per l'aspetto salutare dei cibi. La signora Loredana eseguirà dei massaggi di riflessologia plantare per chi vorrà ritagliarsi uno spazio rilassante. L'erboristeria offrirà le sue degustazioni con tè infusi, però ci sono anche molti laboratori manuali, creativi, fantasiosi, creazioni con roselline discus, che sono le foglie della pannocchia, realizzazioni di braccialetti in pelle, ceramiche raku e così via dicendo. Insomma, a Pozzuolo non ci si annoia, dai. Nelle giornate noi facciamo la tradizionale inaugurazione il venerdì dalle 18, dove alcuni ristoratori offriranno cibi e bevande. Però negli orari degli aperitivi, sia il sabato che la domenica, diverse realtà del paese mettono a disposizione i loro prodotti. Il panificio, il supermercato, l'azienda agricola, la pasticceria e così via dicendo. Grazie. Grazie, vi aspettiamo numerosi. Abbiamo anche una pagina Facebook. Grazie. Pagina Facebook? Pagina Facebook, aspettando il mercatino di Sant'Andrea, aspettando il Natale. Grazie Diana. Grazie. Accomodatevi. Allora, prego Mariolino. Allora, che cosa è cambiato rispetto alla vostra presenza di qualche mese fa alla Fondazione De Claricini? È successo qualcosa soprattutto per quanto riguarda il Prosecco. L'azienda naturalmente, come abbiamo già detto, è a Bottenicco, siamo vicinissimi al comune di Cividale, siamo nella periferia ovest. Qui c'è una villa dove ci sono diversi fabbricati, all'interno dei fabbricati c'è anche la cantina, ma c'è soprattutto una villa veneta, una villa del 1650, un'importante villa veneta che ospita diversi arredi. Vicino alla villa c'è anche la cantina, ma c'è anche un parco e un giardino all'italiana che vengono utilizzati spesso per eventi, per feste nuziali, e qui si possono realizzare delle meravigliose, come si può vedere, delle meravigliose feste, soprattutto nel parco, nel giardino all'italiana, ma sono anche degli interni, ne vediamo subito, degli interni nella ristrutturata cantina. È stata fatta questa ristrutturazione 3 anni fa, quindi sono delle sale completamente ristrutturate, molto belle, climatizzate completamente. Vicino a queste sale c'è la cantina dove viene suddivisa la parte della vinificazione dalla parte di affinamento, quindi i vigneti, abbiamo detto, sono qui in vicinanza al comune di Cividale, e la cantina, ecco, la parte di vinificazione con i contenitori di acciaio, e invece la parte di stoccaggio e affinamento nella sala vicino con le piccole botti di rovere. Le produzioni della cantina De Claricini sono vini bianchi e vini rossi. Parliamo brevemente questa sera dei vini bianchi, ma parleremo fra un attimo soprattutto del Prosecco. I vini bianchi sono il Friulano, il Pinot Grigio e il Sauvignon. Tutti questi vini sono commercializzati sia in bottiglia ma anche sfusi e bag-in-box. I vini rossi, ma ne parliamo la prossima volta, sono invece il Cabernet Franc, lo Schioppettino, il Refosco e un vino particolare, ne parleremo diffusamente la prossima volta, il Rosso Tavagnacco. Ma veniamo alla novità di questa primavera. Il mese di aprile si è svolta a Casarsa una prima manifestazione, una prima selezione delle bollicine. Filari di Bolle è il nome di questa selezione. Sono stati messi a confronto le diverse produzioni friulane, era riservato a tutte le bollicine del Friuli, hanno partecipato oltre 150 vini. Per il metodo Charmat, Prosecco Charmat, ha vinto la De Claricini, quindi abbiamo ottenuto questo importante riconoscimento, e come regalo abbiamo avuto un bellissimo quadro di Elio Ciol, che è un importante fotografo della nostra regione.
Io questa sera qui sono senza l'enologo e quindi la degustazione, come la si faceva questa primavera, non riusciamo a farla perché lui purtroppo è a letto, lo vedremo la prossima volta per la trattazione dei rossi. Io approfitterei di qualche secondo per festeggiare una cosa secondo me molto importante: il nuovo direttore di Telefriuli, Daniele Paroni, non so se allo stegno è stato. Quindi apriamo. Grazie. Intanto dobbiamo dire per che cosa si differenzia dal Prosecco Veneto questo Prosecco? Beh, semplicemente Io apro. È prodotto in Puoi aprire Friuli. tu? Attenzione che scappa, È prodotto in Friuli, ma la differenza è solo la località di produzione, perché il vino è ottenuto dal vitigno Glera come in Veneto. Ricordiamo che recentemente è stata allargata la zona del Prosecco DOC, è stata allargata al Friuli, 2010. Il primo anno che siamo andati in produzione con il Prosecco abbiamo potuto classificare il vino non come IGT ma come DOC, perché il Veneto assieme al Friuli hanno scelto questa DOC interregionale, secondo me molto positiva e molto utile. Quindi la differenza è la località. Qualcuno rileva che in Friuli almeno questo Prosecco ha una gradazione lievemente superiore a quella del Veneto. Perfetto. Sì, dobbiamo fare un bel brindisi al nuovo direttore, poi lo faremo anche con tutti gli altri. Sì. Auguri, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Noi andiamo in pubblicità, alla prossima. E questa è una canzone in allegria. Buongiorno. Buongiorno signor Benvenuti, è venuto in bici oggi? Sì, sono venuto in bici perché mi è scaduta la patente. Cogliamo l'occasione per rifare la prova dell'udito, così vediamo come sente. Benissimo. Venga con me. Grazie. Allora? Per quanto riguarda l'udito non ci sono problemi. Ah, che bello, così potrò guidare in sicurezza, naturalmente con la mia patente. Vai anche tu alla Maico, fare la prova dell'udito. Sei fra amici. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. E questa è una canzone in allegria. Allora, c'è una riflessione breve. A Santa Caterina noi che si marinava le donne gratis, Franca da Pordenone. Il 30 novembre compirà gli anni Piero, tanti auguri da mamma e papà. Piero? Potreste chiedere al presidente di Stile Alfa Romeo di svelare i segreti del circuito internazionale di Caresana? Saluti Davide, forse un giorno nuovamente alfista. Scusi Presidente, che segreti deve rivelare?
Si faccia la svelta che dobbiamo chiudere. È semplicemente uno sketch fra di noi, non esiste quel circuito, non esiste. Esiste nella fantasia di qualcuno. Un saluto a Adriano dalle amiche di Pradamano, Grazia, Nori, Magda e Viviana, naturalmente anche a lei, grazie e buon proseguimento per lo Scrigno. Grazie a Diana, Loredana e Vania, siamo orgogliosi di far parte di questo gruppo di grande entusiasmo e successo. Questo è per le amiche di Pozzuolo, aspettiamo tutti a Pozzuolo, Giorgio, Franca e Giulia. Una buona occasione per venire a Pignano. Martedì 8 dicembre si festeggerà l'Immacolata con la Santa Messa alle 10:30 accompagnata dal coro Vos di Vilegnove. Però prima del Presidente, rapidi, nome, cognome e provenienza. Lei è nota perché è la moglie del... La Gabriella da Trieste. La Gabriella, ciao. Aspetta, piano piano, andiamo avanti. David da Pordenone. Roberto Fimicello. Manuel da Prata. Piano piano perché se no non vi vedono. Jessica da Oderzo. Nicola da Castions di Strada. Enrico, terzo. E Denis da Berdò del Lago. Ottimo, saliamo di un piano. Enrico Monfalcone. Salvatore da Remanzacco. Loro li abbiamo già visti. Randy Staranzano. Alice da Gorizia. Alessandro San Lorenzo di Sontino. Andrea da Mariano del Friuli. Bene, mi fai quasi paura. Presidente, allora abbiamo il buon Tarzan, se ti alzi così ti vediamo meglio, ha detto che è scaraventato miliardi di foto, che non è che fossimo stati in diretta per 6 ore. Previdente. Bravo, bella risposta. Che cosa succede in questo fine settimana? Questo fine settimana succede che la nostra associazione in pratica organizza il massimo cavallo da battaglia che siamo in grado di organizzare, il Gran Galà di fine stagione. Sono 2 giorni, 1 giorno e mezzo per la precisione, di intensa vita alfista nel cuore di Palmanova. Qua stiamo vedendo altre immagini relative a quello che abbiamo combinato quest'estate. Dove? E qui eravamo sul circuito di Tolmezzo, ospiti degli amici del Kamek Carnia che hanno organizzato una bellissima giornata in pista aperta a tutte le vetture storiche e moderne. Ci siamo divertiti da matti veramente, sono dei ragazzi splendidi, un'associazione veramente gentilissima col quale collaboriamo spesso e partecipiamo ai loro eventi. E il Gran Galà comunque si svolgerà a partire dalle 14 di sabato, inizieremo fino 17:30 col favore della luce, ci sarà una prova di regolarità, poi ci ritroveremo in piazza alle 19:30 per una cena di vigilia. Quest'anno abbiamo scelto per questa prima un tema importante, il tema del circuito del Nürburgring. Ci saranno degli ex piloti come la Tamara Vidali, ex campionessa del campionato italiano velocità turismo, e ci sarà un'introduzione da parte dell'ingegner Dario Mella che scrive per varie riviste specializzate del settore. E ci saranno ovviamente delle videoproiezioni esclusive con delle fotografie dal centro documentazione di Arese. Il giorno dopo, la domenica, si riparte con la kermesse a partire dalle 8 del mattino fino alle 10:15, 10:20, momento della partenza, quindi invito più gente possibile a partecipare a Palmanova anche per vedere l'esposizione di Alfa rare, di modelli particolari. Ci sarà questo corteo che parte alle 10:20, 10:30 appunto, faremo tappa al Castello di Fagagna, quindi una bellissima vista su tutto il Friuli collinare. E poi da lì arriveremo come punto di approdo finale a Villa Manin, dove ci sarà la parte cerimoniale, conviviale, con le premiazioni e la proiezione di altri filmati particolari. Allora, prima di passare, sono rappresentanti di un istituto scolastico. Sì. Andiamo da questa, dalla Goriziana. Senta, 3 buoni motivi per definirsi alfista. Perché mi prende in castagna perché sono appena arrivata nel club. Ma lei è un alfa? E diciamo che uso un alfa a volte. Del moroso? Del moroso, esatto. Dov'è il moroso? E lui? È lui? Da quant'è che vi conoscete? Da 1 annetto. 1 annetto? Ma senta, l'alfa ha avuto il suo ruolo nel... Diciamo di sì perché io 1 anno prima di conoscerla avevo notato la sua alfa, che non è che non si fa notare, in giro per Gorizia. Ma chi è quello lì? Esatto. Lei prima ha visto la carrozzeria. No, prima ho visto i cerchi, visto che sono piuttosto appariscenti. E dopo è arrivata E dopo è arrivato lui. Quindi, insomma, dai, ha colpito l'alfa. Viva l'amour. Scendiamo di un plan. Prego, caro. E chi sono quei 2 signori?
Quei due signori lì, che io ringrazio anticipatamente, sono due rappresentanti del corpo docente, sono due docenti dell'Istituto Professionale Mattioni che ci stanno aiutando concretamente nel restauro del nostro furgoncino Alfa Romeo F12, che necessita di un profondo e veramente accurato restauro, e loro sono stati gli unici a darci appunto una mano. Sì, queste sono le immagini, le condizioni qua sono già a cuore aperto perché è stato tirato giù il motore, è stato tirato giù anche la scocca dal telaio, però sono argomenti un po' più tecnici e io preferirei, col suo permesso, passare la parola al microfono proprio ai docenti del Mattioni. E che condizioni era? Abbastanza devastanti? All'inizio, il primo impatto non era dei più spiacevoli, però poi dopo, quando abbiamo iniziato a mettere mano e smontare la prima parte, diciamo, abbiamo sollevato la scocca, quindi del veicolo dal telaio, ci siamo accorti di quello che erano effettivamente le condizioni della scocca. Il pianale era completamente disintegrato, era totalmente in ruggine, marcito, e quindi abbiamo iniziato a dividere il lavoro. Lavoriamo, diciamo, con la scuola su 4-5 classi terminali, quindi terza, quarta e quinta superiore, con tanti ragazzi a rotazione, quindi abbiamo diviso adesso il lavoro su più classi, insieme al mio collega Enrico che segue più prettamente la parte pratica di aula di laboratorio. Io li curo e li seguo un po' i ragazzi invece in quello che è la parte prettamente didattica e teorica, ma che ha il fine di effettuare poi i veri e propri interventi di manutenzione. Senta, concludendo, a che punto siete? E diciamo che dal mio punto di vista siamo a un terzo. Quindi ce ne vuole ancora? Ce ne vuole ancora. Abbiamo l'anno scolastico davanti, quindi con la collaborazione di questo club di stile Alfa Romeo noi, diciamo, stiamo portando avanti un bel progetto e speriamo di concluderlo prima possibile, meglio. Entro la fine dell'anno scolastico ce lo auspichiamo. Grazie allora all'Istituto Mattioni di Cividale. È bello questo connubio fra stile Alfa Romeo, che ricordo nel fine settimana celebra le rosse, che come avete visto hanno portato bene a questa coppia che lei sta già messaggiando, non sappiamo con chi, ma la tecnologia probabilmente starà chiedendo, ma sono ecco, grazie Galera che me l'hai colta. Sorride, chissà chi stava scrivendo. Intanto dedichiamo a questa coppia un brano che è molto sensuale, ben si abbina, prego. Y te miro, se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en el silencio tu mirada dice 1000 palabras. Noche que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Vuelve de mí, llenando el vacío, subiendo, bailando. Bailando, 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 bailando. Se muere por dentro, me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física, tu química, tu anatomía, la cerveza, la tequila y tu boca con la mía. Y no puedo más, y no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía. No puedo más, y no puedo más. Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca, a besar tu boca. Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca, tremenda loca. Oh, 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 tú me miras en mi otra dimensión, un latido se acelera mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
pero me sale lo que siento, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza, la tequila, tu boca con la mía, no puedo más. Yo no puedo más. Yo no quiero más. Con esa melodía, tu tono, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía, no puedo más. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, abrazar tu boca. Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca. Oh, 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 oh. Via, questa è una canzone in allegria. Alla Coop tante occasioni di risparmio. Fino al 25 novembre birra Heineken, bottiglia da 660 ml a 99 centesimi. Nei supermercati Coop Consumatori Nord-Est. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Non è un problema tuo. Hai già tante altre cose a cui pensare. Se non lo fai tu, di sicuro mi aiuterà qualcun altro. Quante volte ci capita di sentire solo ciò che vogliamo sentire? Con il sostegno a distanza possiamo dare un aiuto concreto ai bambini del terzo mondo. Grazie per averci ascoltato davvero. Chiama il numero verde 800 30 40 30 o vai su alberodelavita.org. Fondazione L'Albero della Vita. Progetti d'amore per i bambini. Buonasera, sono Laura Bassi, presidente dell'Associazione Achilles International Italia. Volevo invitarvi alla serata del 15 dicembre con lo Scrigno, serata all'insegna della solidarietà e del divertimento. Ci saranno diversi gruppi musicali che suoneranno e potrete sostenere la causa della mia associazione nell'acquisto di protesi per persone che non possono permetterselo. Mi raccomando, vi aspetto martedì 15 dicembre alle ore 20 con una puntata speciale dello Scrigno. Via, questa è una canzone in allegria. Il microfono, avete il microfono? No, c'era, scusa, fammi il ritornello, com'era questa? Questa è una canzone d'allegria. Questa è la scelta Tarzan Butazzoni. Allora, un saluto e un bacio ad Alice da Gorizia, da parte di un suo fan, che non si firma. Ocio, buonasera Daniele, ho conosciuto mio marito nel 92, guidava una Giulietta Alfa Romeo. Nel 2000, quando ci siamo sposati, l'abbiamo utilizzata come auto degli sposi, addobbata per l'occasione. Per noi è un dolce ricordo della nostra vita assieme. Stefania da Passariano. Sempre tanti complimenti a Roberta Masetti Eli. Adesso siamo pronti per un'altra rubrica, dopo quella della Masetti, quella di Lorenzo Baldo.
Eccoci Baldo, buonasera. A tutti. Ecco, sullo sfondo tanto rosso. Tanto rosso. Alfa Romeo ce l'ho avuto anch'io, GT Junior 1300, che era una macchina favolosa, no? Voi mi darete ragione sicuramente. Allora, continuando la cavalcata dei locali che non ci sono più a Udine, ce n'è uno da un nome sfizioso. Fino al 1940, in via Giovanni da Udine, c'era la trattoria al Frittolin. Frittolin, perché chiaramente facevano frittura di pesce. Però era famoso per un'altra cosa. Perché? Perché mi chiedi tu? Perché ti chiedo io? Perché vendeva sanguisughe. Cioè lei, Baldo, è inquietante, cioè vendevano sanguisughe. Vendeva sanguisughe per fare i salassi, i medici condotti compravano le sanguisughe per fare i salassi ai loro pazienti. Questo, scusi, dove? Al Frittolin, in via Giovanni da Udine, fino al 1940, però dopo no. Dopo è venuta la guerra e si sono messi un po' con la testa si sono messi a fare i salassi in maniera un po' più interessante. Non lontano da lì, in via Gemona, c'era la Colonna. Eccolo qua, che è tutto chiuso. Era un locale che si chiamava così probabilmente perché aveva una colonna all'interno dove si legavano i cavalli. E c'era una colonna all'esterno, sull'angolo fra via Borgo dei Cappuccini, che è via Deciani, e Borgo Gemona, che è via Gemona, attorno alla quale nei secoli passati si faceva la processione il giorno di 16 di agosto intorno alla colonna per scongiurare la peste. Questa colonna è stata... Era un rito praticamente. Era un rito, è stata distrutta, demolita nel 1826. Poi andando su verso Piazza Leosoppo c'era la birreria Moretti, che è stata una delle prime birrerie a Udine a fornire, eccola lì, la pizza. In questa piazza, era una piazza piena di vita, c'era la ricevitoria di Marino Marini, famoso, la foto ottica di Pavonello, anche lui artista famoso, e c'erano tanti bar, Bartolomei, c'era altra gente. Adesso non c'è più niente, è la piazza di Udine che ha la maggior concentrazione di banche. Solo banche sono rimaste. Poi, scendendo giù invece dall'altra parte della città, c'è un locale che è stato chiuso di recente ed è anche in vendita, era sull'angolo vicino alla Porta Aquileia, si chiama Ale Torrate, e negli anni 20 organizzavano incontri di box addirittura dentro, e poi un'altra cosa, anche cosa facevano, si organizzavano anche balli. Si chiamava all'antico romano. In centro a Udine, in un altro locale che non c'è più, eccolo qua, vedete Hemingway al centro con i giornalisti, era l'albergo ristorante Friuli, che è famoso proprio per questo motivo qua. Nel 1954 ospitò il famoso incontro con Hemingway, che si dice che poi andasse a casa molto barcollante perché si era fatto fuori una bottiglia e passa di Traminer, che gli piaceva molto. Andando avanti ancora, andiamo verso la stazione, l'albergo ristorante Europa. Questo è il Friuli. L'albergo ristorante Europa, che dovrebbe venire subito, eccolo qua, adesso c'è una banca, è stato costruito alla fine dell'Ottocento ed è famoso perché nel 1894 vi dormì una notte la principessa Elena di Montenegro, che poi è diventata regina d'Italia sposando Vittorio Emanuele III. E l'ultimo che ricordo io personalmente, però non sono sicuro esattamente del nome, no, questo qui, c'è anche questo qui, il Carducci. Era un bar in via Carducci che si chiamava così perché era dedicato ai poeti e c'era sul muro una scritta la pioggia agli irticolli piovigginando sale. È sparito tutto, anche il locale. Che fa anche rima. Fa anche rima, caro Baldo. Sì. E poi l'ultimo che ricordo che era gestito, non mi ricordo esattamente il nome, forse si chiamava Europa anche quello, o forse si chiamava Bar Savoia, perché era gestito da mio santolo di battesimo, che si chiamava Gigi Savoia. E sull'angolo adesso di Piazzale c'è un negozio di computer, Piazzale D'Annunzio si chiama quello di fronte. Bene. Ecco, terminato per questa volta. Grazie Baldo. Andiamo con un brano dedicato a... Allora, dedichiamo questo brano a due telespettatrici di Trepo Grande, si chiamano Nella e Anita. Un brano romantico dedicato a loro.
sì, lo sai, hanno parole, con la pioggia e il cielo, e le stelle e nel cielo, fiorire quel buono di noi, il sole d'azzurro se ne va. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi e dire che io ci sarò come la musica, come domenica, il sole d'azzurro. Parlare al tuo cuore come acqua fresca d'estate, devo fiorire quel buono di noi, anche se non vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi e fingere che io ci sarò come la musica, come domenica, il sole d'azzurro. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi e fingere che io ci sarò come una musica, come domenica, il sole d'azzurro. Vorrei liberarti l'anima come vorrei nei giorni tuoi e fingere che io ci sarò come una musica, come domenica. Il sole voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per te, di sole d'azzurro. Molto bene, molto bene. Dal vivo, non col dischetto, scusate se continuo, ma è una cosa sulla quale voglio battagliare. Suonano dal vivo. Grazie allora a tutti voi, alle persone che hanno lavorato con me questa sera, Pierangelo Butazzoni, Tiziano Campigotto, Giancarlo Virgilio e Alessandro Galiera. Grazie anche a Piero Govoni per le immagini girate alla Fiera di Santa Caterina. La prossima settimana, caro Piero, parleremo di Cidules. C'è già una bella rappresentanza che arriverà da Lauco con i Rapeciaz, no? Sì. Rapeciaz, e poi c'è Gli amici di Cercivento. che racconteranno Anche la Bibbia all'aperto e ci sarà una persona che racconta anche la tradizione da Cidules a Cercivento proprio. 8 dicembre, Immacolata, saremo qui con le proloco di tutta la regione a parlare del Giro Presepi, quindi e il 15 il Gran Galà della Solidarietà, con anche alcuni dipendenti e collaboratori di Telefriuli che vi mostreranno di cosa sono capaci, quindi oltre alle band e ai cori che arriveranno qui dalle 19:30 in poi. Grazie di cuore, fatevi un applauso. Buonanotte e arrivederci. Salve.
che questa è una canzone in allegria. Via, 4 amici e poi ci pensiamo noi.